Il 24enne di Caorle, accusato di aver investito e ucciso sabato pomeriggio a Eraclea il 57enne Mauro Meneghel, residente con la famiglia a Caorle, aveva un tasso alcolico nel sangue oltre 3 volte superiori al limite consentito. Si è svolta l'udienza di convalida e il PM che coordina le indagini ha imposto gli arresti domiciliari al 24enne con già precedenti penali a carico, accusato ora di omicidio stradale aggravato dall'abuso di alcol. Rischia da 8 a 12 anni di reclusione. Attualmente la procura non contesta al giovane il reato di fuga dal luogo dell'incidente perché dopo essersi inizialmente allontanato è ritornato sul posto recandosi dai carabinieri che nel frattempo erano arrivati e confessando di essere responsabile. I familiari, sconvolti dal dolore, si sono rivolti allo studio legale 3A per far luce sulla vicenda. Per questo la procura ha disposto l'autopsia e una perizia cinematica per chiarire dinamica, cause e responsabilità. Il signor Meneghel quel sabato si era recato a trovare il padre come faceva tutti i giorni, ma a casa non è più tornato, lascia la moglie e una figlia.